Prima tappa a Venezia, quindi dal 3 al 5 maggio Padova e a seguire tutti i capoluoghi di provincia del Veneto con l'aggiunta di Portogruaro e Bassano del Grappa. Il treno della salute allestito dal QAM Medici per l'Africa con il sostegno della regione e delle aziende sanitarie venete porta la prevenzione e la cultura della prevenzione tra i cittadini. 5 i vagoni dedicati a controlli medici per gli adulti. Fanno degli screening, la misurazione della pressione arteriosa, della glicemia, del colesterolo, della pressione, dell'elettrocardiogramma, e quindi hanno un profilo della propria salute e su quello vengono date delle informazioni preziose su come comportarsi, sui stili di vita salutari, eccetera. Altri vagoni sono dedicati all'attività del QAM in Sierra Leone, dove sono presenti diversi progetti con la Regione Veneto. Una delegazione di consiglieri di Palazzo Ferrofini, capitanati dal presidente Roberto Ciambetti, si è recata in Africa. Ci ha fatto capire come alcune scelte di cooperazione che dal Veneto possono essere utilizzate in sinergia con il QAM possono veramente dare delle risposte a quei territori. Altri vagoni del treno sono invece dedicati ai bambini delle scuole primarie, laboratori che affrontano temi come l'importanza di una corretta alimentazione e dell'attività motoria. C'è anche il coinvolgimento delle scuole, degli insegnanti, quindi i bambini vengono a conoscenza e degli aspetti relativi alla prevenzione e alla buona salute e dall'altro di cosa significhi questo in contesti invece dove i servizi sanitari sono molto più scarsi come l'Africa.